Sabato sera l'evento Griglie Ardenti ha infiammato il pubblico di Albignasego con una competizione senza esclusione di colpi. La novità, che quest'anno è entrata a far parte della manifestazione Sapori di Primavera, è una scommessa che Punto A, con il suo presidente Sergio Molon, ha vinto. Ritengo che sia stata una serata sicuramente riuscita. Siamo stati soddisfatti, anche se siamo stati sicuramente molto combattuti, perché abbiamo sostituito un tipo di avvenimento diverso. Prima avevamo la moda e abbiamo pensato di dover cambiare il settore merceologico. Questa riuscita infatti ci incoraggia a pensare di dover continuare anche nelle prossime occasioni di cambiare il settore merceologico, perché no, premiare un po' il commercio in genere. Per la prima volta 8 macellerie dei diversi quartieri di Albignasego si sono messe in competizione in una gara di cottura con barbecue a carbone. I piatti sono stati assaggiati e valutati da una giuria di esperti chef sulla base del procedimento e del tipo di cottura, del sapore e dell'impiattamento. Tra il profumo di carne alla brace e polenta arrostita, i cuochi ci hanno svelato qualche piccolo segreto per una grigliata perfetta. Tanta pazienza e piano piano cucinarla in maniera piano, cioè non ci vuole fretta, ci vuole i suoi tempi, ogni piatto ha i suoi tempi e non cucinare insomma tutte nella stessa maniera, insomma, ecco. Si può assaporire con delle salse, con del buon olio d'oliva italiano naturalmente. Sono una cuoca, però l'ho sempre fatto con tanto amore. Il segreto per una grigliata perfetta? E dipende dal pezzo di carne intanto, comunque o un fuoco forte all'inizio e poi dolcissimo, e dipende comunque dal pezzo, perché le costicine sempre a fuoco dolce, la salsiccia sempre a fuoco dolce, perché altrimenti vanno fuori tutti i succhi della carne e ci ritroviamo con un pezzo di carne dura in mano. Sì. Io ce l'ho messa tutta e vinca il migliore, vada come vada. Ci vuole passione, è una tecnica segreta, bisogna stare sempre vicino al fuoco, bisogna sempre girare la carne, girarla, e allora viene fuori perfetta. La carne deve essere buona, super, come la macelleria Grigio, super. La colonna sonora della serata è stata affidata alla musica disco dance anni 70-80 della Popsy Music Band. Non è mancato uno spazio dedicato ai più piccoli, con la performance di Otto il Bassotto e un angolo per i truccabimbi. Marco e Gaetano, orfani di Pippo, hanno proclamato i vincitori di fronte ad un pubblico che da spettatore è presto diventato assaggiatore. A trionfare è stata la squadra della macelleria Grigio, che ci ha svelato solo una parte del suo segreto professionale. Ve l'aspettavate questa vittoria? Credevo per i primi 3 sicuramente di arrivare, però proprio primo... Non svelare i trucchi, mi raccomando, non svelare i trucchi. Ecco. Non c'è solo la cottura, c'è la carne buona, passione, proprio passione per la carne. Ci vuole passione, carne buona, cucinare bene e far contenta la gente, far contenta tutta la gente di Albignasego, che questa sera sono stati in tanti. Mi sono divertito, e se il prossimo anno fanno proprio con la legna, ancora meglio, perché così la carne, i gusti con la legna, ogni carne prende il suo gusto. Sì, soddisfattissimi, non soddisfatti, soddisfattissimi. Era convinto di vincere lui. In accoppiata con la classifica delle squadre di cuochi sono stati sorteggiati i biglietti vincenti della lotteria, che metteva in palio buoni d'acquisto da spendere nelle rispettive macellerie.